Zaia anticipa il governo e annuncia la nuova ordinanza anti-assembramenti, vietata l'uscita dal comune di residenza dalle ore 14, il provvedimento in vigore da sabato 19 fino all'Epifania. 5 checkpoint per entrare a Treviso, 40 operatori tra vigili e volontari in azione. In vigore in queste ore fino al 17 gennaio la nuova ordinanza anti-assembramenti del sindaco Conte. Commercianti e ristoratori in subbuglio tra ordinanze di PCM, troppe incertezze, questo pesa sui consumi, regole certe, controlli per garantire la sicurezza, la richiesta. Intanto la maggior parte dei cittadini approva le limitazioni, disposti a fare sacrifici anche in vista del Natale. La salute viene prima di tutto. Personale, ricoveri e decessi, la situazione dell'ospedale di Montebelluna al centro dell'ispezione mandata dal Ministero, per ora nessun commento da parte della direzione dell'ULSS 2. Sulla sanità veneta ci sono strumentalizzazioni politiche in atto, questa è la posizione netta del sindaco di Treviso nei giorni in cui anche a livello nazionale si parla del caso Veneto. Scatole di Natale, l'iniziativa solidale per regalare un momento di gioia a persone in difficoltà sta riscuotendo successo anche nella Marca, raccolti 950 pacchi dono. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano inevitabilmente i dati del contagio, che sono alti, molto alti anche questa sera. Così ci dice il secondo report di giornata di Regione del Veneto con azienda zero. Siamo complessivamente a 4.728 nuovi casi di positività nelle 24 ore, 1993 soltanto nella giornata di oggi. Si tratta di un nuovo record, 112 decessi rispetto allo stesso report di ieri sera, 112 quindi decessi in più. Le terapie intensive sono a 370, meno 6 rispetto a ieri, mentre i posti letto in area non critica aumentano, lo possiamo vedere insieme scorrendo la tabella. Siamo a 2.957, più 25 rispetto al bollettino di ieri sera. Il record riguarda anche la provincia di Treviso con 1.224 casi nelle 24 ore, 25 decessi. Si tratta di persone tra i 54 e i 90 anni di età. Questo il contesto epidemiologico nel quale si inserisce la nuova ordinanza annunciata oggi dal governatore Zaia, con delle misure shock come il divieto di uscire dal proprio comune di residenza dopo le 14, ma vediamo tutto nel servizio di apertura. La soluzione è questa: dal 19, cioè da sabato, al 6 di gennaio, abbiamo messo in piedi una soluzione epidemiologica e di natura imprenditoriale che comunque tiene un suo equilibrio, ovvero la chiusura dei confini comunali dalle ore 14. Vietato uscire dal proprio comune dalle 14 già a partire da questo sabato. Bar e ristoranti aperti sempre, negozi anche fino alle 21. Ma il nuovo fronte della battaglia al coronavirus per il presidente Zaia diventa il distanziamento sociale, che deve essere garantito il più possibile, anche diversificando gli accessi ai centri storici. Dalle 2 del pomeriggio in poi si lavora solo con i cittadini della propria città. E quindi ho la possibilità di distribuire, se lo facciamo in maniera, diciamo, di buon senso, di distribuire anche il flusso commerciale. Resterà deluso chi avrebbe voluto un Veneto già in zona rossa, ma il presidente chiarisce. Non è che uno può inventarsi restrizioni a prescindere dal colore che gli viene attribuito dall'Istituto Superiore della Sanità. Cioè non è che tu ti inventi che fai il lockdown, perché poi lo devi giustificare dal punto di vista epidemiologico. L'ordinanza è stata già condivisa con l'Associazione dei Comuni, in queste ore sarà presentata al Ministro Speranza. Era per la verità in discussione già da una settimana, ma è stata anticipata a fronte degli indugi del governo e per intervenire contro gli assembramenti già a partire da sabato. Siamo arrivati a giovedì, a me ancora non è ben chiaro cosa accadrà. Ha aggiunto poi Zaia che la gerarchia dei provvedimenti impone che qualsiasi intervento più restrittivo del governo per questo periodo natalizio avrà precedenza sull'ordinanza. A spingere il Veneto a giocare d'anticipo i numeri: 3.331 pazienti attualmente ricoverati negli ospedali, 378 di questi sono in terapia intensiva. Numeri pesantissimi sui quali il governatore è tornato a chiedere rispetto per il lavoro dei sanitari e la gestione dell'emergenza. Vorrei che la nostra sanità non venisse descritta come una macchina scassata, perché non se lo meritano i nostri operatori, non se lo meritano
tutti coloro che lavorano nei team dell'organizzazione, non ce lo meritiamo neanche noi. Nel punto stampa di domani l'ordinanza sarà presentata nel dettaglio, è stata definita dalla dottoressa Russo un atto di reciproca responsabilità. Sono delle restrizioni che hanno un prezzo, ne abbiamo parlato stamattina, ma è un prezzo totale di questo tipo di andamento dell'epidemia che bisogna dividere e quindi tutti ne paghiamo insomma una parte. Ad anticipare le mosse del governo sono anche i singoli primi cittadini, come il sindaco di Treviso Mario Conte. Entra oggi in vigore una nuova ordinanza a monitorare i flussi nel centro città, ci saranno 5 checkpoint. Il piano scatterà in caso di assembramenti o flussi fuori controllo, come è successo lo scorso fine settimana in Calmaggiore, ma ora l'eccezione diventa la regola da qui al 17 gennaio e coinvolgerà l'intero centro di Treviso, dove saranno 5 checkpoint attivi, oltre a Calmaggiore, Lato Duomo, anche Ponte San Martino, via Sant'Agostino, via Barberia, via Martiri della Libertà. Dove terremo monitorata la situazione attraverso le videocamere di sorveglianza nel momento in cui dovesse manifestarsi un numero troppo elevato di persone che affluiscono in centro storico e quindi verrebbe a mancare il distanziamento sociale, interverremo chiudendo questi varchi. Oltre agli occhi elettronici, a presidiare fisicamente i checkpoint ci saranno 40 uomini tra agenti di polizia municipale e volontari di protezione civile. Insomma, il centro non sarà chiuso, ma i flussi regolamentati nel caso di assembramenti. Questo significa che a fare la differenza ancora una volta saranno i comportamenti individuali. Da qui il messaggio del primo cittadino a trevigiani e non. L'appello è quello di valutare in coscienza e con grande responsabilità quando e dove andare ad effettuare le compre in previsione del Natale. Ok allo shopping quindi, ma con criterio. Facciamolo con un occhio di attenzione e soprattutto con tanto rispetto nei confronti di chi non c'è più, di chi sta soffrendo e di chi sta lavorando per gestire questa emergenza sanitaria. Quindi i risvolti anche economici, questa la reazione delle categorie e dei ristoratori. Il presidio nelle nostre piazze, nelle nostre strade deve avvenire da parte degli organi competenti. Non vietare gli accessi, ma gestire e regolare i flussi. La differenza per i commercianti non è sottile e per questo i provvedimenti di Comune e Regione del Veneto trovano oggi il loro benestare. Tornare sempre alla soluzione che per evitare gli assembramenti, per l'incapacità a gestire determinate situazioni, la soluzione deve essere chiudiamo i negozi, chiudiamo i locali. Più duro invece il presidente di Treviso Imprese Unite, Andrea Penzuaiello, che ha contestato duramente l'ordinanza definendola l'ennesimo attacco all'indotto e ancora una scelta troppo ottimista perché convinta che i clienti dei comuni bastino a sostenere per 20 giorni le spese fisse dei negozi di vicinato. Troppa incertezza, norme per il consumatore che generano confusione, ha detto Aiello, e di regole certe e condivise hanno parlato oggi gli stessi ristoratori, ormai nel limbo da settimane, con ricadute pesantissime sulle loro attività. Non possiamo assolutamente organizzarci senza sapere le misure che ci adotteranno. Qualche prenotazione ce l'ho, però anche qua le ho sempre prese un po' con le pinze, ho sempre detto anche al cliente vediamo anche un po' perché non sappiamo. Ho dovuto purtroppo lasciare in cassa integrazione tutti i miei dipendenti e siamo qua io e mia moglie, quel poco che riusciamo a fare prima delle 18 e cercando di non fare ulteriori debiti. Siamo già il completo, ma se questo dovesse cambiare ci adatteremo a fare asporto, consegna a domicilio. Aspettiamo che esca il nuovo decreto. Bisogna andare nel concreto. Io chiedo che gli affitti e le spese vive vengano pagate. Dall'ordinanza di Zaia, quella del sindaco Conte, i trevigiani si dicono pronti ad un nuovo sacrificio. La salute, sembra banale dirlo, viene prima di tutto. Cosa vuole che le dica? Ho appena perso mio marito di Covid. Immagini lei, cosa vuole che le dica? Non lo so. Basterebbero le parole di questa signora in Calmaggiore per andare alla sostanza della questione e quindi dei provvedimenti che hanno preso forma, da ultima l'annunciata ordinanza di Zaia. Visto gli ospedali, visto i numeri che ci sono, secondo me è giusto chiudere, fino all'Epifania almeno. La situazione è gravissima,
i numeri sono allarmanti, bisogna prenderne atto e adeguarsi. Forse anche tardi. Non tutti però sono della stessa opinione, c'è chi guarda anche alle esigenze pratiche di ogni giorno. Non ci voleva secondo me, perché io voglio andare a Silea a un grande supermercato o a Quinto, io abito a Treviso, non potrò andare, cioè assurdo. E questo in una Treviso che ha generalmente ben accolto l'ordinanza anti-assembramento del sindaco, che resta comunque in piedi al di là delle decisioni regionali e nazionali. Così riusciamo a contenere il virus e riuscire a cercare di non chiuderci di nuovo tutti quanti in casa. Assolutamente bisogna rispettare le regole e sapersi comportare. Controllare che ci sia un flusso che, come è stato visto la settimana scorsa, c'era un disastro di gente in giro e quindi molto pericoloso. Secondo me si doveva fare prima, troppa libertà. Signor, condivide? Sì, sicuramente sì. La gente tanti se ne frega, questo fregandosi che comporta problemi altrui. L'ordinanza anti-assembramenti convince anche parte dei commercianti come Vito Miscioscia, da decenni negoziante del centro. È giustissimo, assolutamente, abbiamo assistito a un assalto senza precedenti, quel tipo di euforia fa solo male in questo periodo. Nei piccoli negozi, va detto, i flussi sono già regolamentati, in tanti, anche del centro, si entra già 1-2 alla volta. Per il negozio non cambia niente perché le persone seguono le regole e sono quelle che hanno sempre fatto, quindi cambia poco sinceramente. Da Treviso trasferiamoci a Montebelluna, dove è iniziata nel pomeriggio di oggi e si è protratta per qualche ora la visita degli ispettori inviati dal Ministero della Salute all'ospedale. Sotto esame i numeri su contagi, ricoveri e decessi, ma soprattutto personale in forza ai reparti, molti dei quali di fatto sdoppiati. Sono arrivati nel pomeriggio all'ospedale di Montebelluna i funzionari mandati dal Ministro della Salute Roberto Speranza dopo le segnalazioni di reparti Covid al limite delle funzionalità e dell'aumento esponenziale di ricoveri per contagio da coronavirus. Accompagnati dal direttore generale Francesco Benazzi, avrebbero raccolto dati ed informazioni su presenze nelle terapie intensive e sui numeri relativi al personale impiegato anche nei reparti dedicati ad altre patologie che con il contagio hanno dovuto di fatto sdoppiarsi. Ispettori che hanno chiesto anche dati su decessi e la permanenza delle salme nella chiesetta dell'ospedale, numeri che hanno di fatto portato gli ispettori a Montebelluna. Nessun commento sull'ispezione da parte della direzione generale, così come non è trapelato alcun giudizio dall'interno dei reparti. Che la situazione sia impegnativa non solo a Montebelluna lo conferma la recente dichiarazione della direzione del San Camillo di Treviso, struttura di appoggio al Cafoncello. Da ieri pomeriggio infatti è stata raggiunta quota 52 per numero di ricoveri. L'ospedale è saturo e non ci sono più posti liberi. Questa quindi la situazione a Montebelluna. Arriva anche una nota del Partito Democratico regionale che parla di una situazione divenuta insostenibile. Da qui una lettera del segretario regionale Bisato ai sottosegretari Zampa, Salute Martella, Presidenza del Consiglio Baretta e Variati. Il PD regionale quindi denuncia una situazione che per l'appunto, dice Bisato, è fuggita di mano. Il Presidente Zaia gioca con i dati, le parole utilizzate dal segretario del Partito Democratico, ma scatta la difesa su tutta la linea della sanità veneta e trevigiana da parte del sindaco di Treviso. In un momento così delicato, vedere che ci sono forze politiche che trovano la forza di speculare, strumentalizzare in realtà un lavoro straordinario da parte della nostra sanità, ci lascia un po' di rammarico e credo che sia una mancanza di rispetto nei confronti dei veneti e dei nostri cittadini. Parla espressamente di strumentalizzazione in atto il sindaco di Treviso Mario Conte, guardando al dibattito anche nazionale attorno ai numeri della pandemia in Veneto, che non vanno letti in termini assoluti e che devono tenere in considerazione l'effetto combinato di tamponi e test rapidi. Siamo la regione dove il tracciamento funziona nel migliore dei modi, raggiungendo delle percentuali altissime che vanno dall'83 all'85%, segno evidente che il sistema veneto sanitario funziona. Proprio grazie ai grandi investimenti fatti in questo anno, grazie alla grandissima qualità, oggi noi riusciamo ad avere una sanità che ha tenuto botta a questa emergenza sanitaria, di fatto consentendoci di rimanere in zona gialla. Per Mario Conte quindi non c'è nessun caso veneto, lo stesso dato sulla letalità
Va contestualizzato. L'indice di mortalità della pandemia in Veneto ci dice che siamo tra le regioni più colpite, quelli con l'indice più basso, quindi sono segnali comunque confortanti, anche se purtroppo stiamo parlando di vittime, quindi fosse anche una sola non c'è nulla da gioire, però dobbiamo guardare i numeri con grande responsabilità, lasciando da parte la politica. Io ringrazio di vivere in una regione come il Veneto, dove c'è una sanità composta da medici, infermieri, operatori sanitari che in questo momento stanno gettando il cuore oltre l'ostacolo e ti curano non solo con la professionalità ma anche con tanto cuore. Ritorniamo a Montebelluna per un gesto concreto a sostegno della sanità. La riabilitazione cardiologica di Montebelluna ha una tradizione molto lunga, è sorta tra le prime in Italia e svolge un'attività molto intensa, più di 500 pazienti sono seguiti durante tutto l'anno. Avere a disposizione strumentazioni nuove ci permette di migliorare l'attività e anche magari di ampliarla. Un reparto storico che non si è fermato con il coronavirus e che anzi ha raddoppiato la sua battaglia per guarire i pazienti, sdoppiandosi in area positivi e area negativi al contagio. Ecco perché la donazione da parte di 2 associazioni, di un cittadino, di un letto di terapia intensiva diventa in questo tempo ancora più importante. Avevamo senz'altro molto bisogno di questo letto proprio in questo momento perché con la pandemia abbiamo purtroppo pazienti ricoverati che hanno molteplici patologie e complessità e avere strumentazioni adeguate ci permette di migliorare la cura di questi pazienti. Con il letto delle associazioni sono arrivati anche 2 nuovi tapis roulant per la riabilitazione che andranno ad aggiungersi agli altri già operativi da tempo. Di solito quando uno fa la riabilitazione in genere si trova bene, e quindi ecco che si rivolge a noi come amici del cuore, ci dicono vorremmo fare qualche piccola donazione, vorremmo dare qualche aiuto in modo che gli operatori possano esprimersi al meglio nelle loro capacità. Tra il letto e i 2 tapis roulant è una donazione di circa 25.000 euro. In questo momento particolarmente difficile nella pandemia Covid, sentirci parte di una comunità ci sprona a lavorare sempre di più e sempre meglio nonostante le difficoltà quotidiane. Dalla sanità all'economia, passi avanti per il rilancio della Stefanella di Ponte di Piave. Si è via a parlare veneziano la Stefanella di Ponte di Piave. L'offerta del gruppo di abbigliamento OVS con sede a Mestre è prevalsa su quella della bolognese IMA e della veneta Carel, che tra l'altro si occupano la prima di meccanica e la seconda di condizionamento, con quest'ultima capitanata da Luigi Rossi Luciani, nome storico dell'industria veneta. OVS è uno dei marchi fashion veneti, con oltre una trentina di partner distributivi in tutto il mondo e punta su Stefanel sia per rafforzare la propria rete italiana con i 30 negozi dell'azienda trevigiana, ma anche di riportare il marchio di Ponte di Piave all'estero con il franchising. Progetto imprenditoriale ritenuto interessante dal commissario, ma anche dal Ministero per lo Sviluppo Economico, che quanto prima vorrebbe chiudere l'amministrazione straordinaria con la cessione del marchio. Di mezzo però c'è il piano industriale e soprattutto le preoccupazioni dei sindacati. Nello stabilimento qua di Treviso ci sono 40 lavoratori circa, di cui una ventina hanno in mano una lettera di licenziamento con scadenza a fine gennaio. Oltretutto di questi lavoratori gran parte hanno mandato avanti fino ad oggi lo stabilimento Stefanel, ovviamente stimolati dalla speranza di una seconda vita di Stefanel e soprattutto nella speranza di farne parte. Oggi sembrerebbe che questi presupposti non ci sono e questo è quello che a noi ci ha lasciato un po' di amarezza sul tavolo di ieri. La Filca ricorda Alessandro Marcato, sindacalista scomparso lo scorso settembre. Gli operai del cantiere della Pedemontana hanno donato un'ora della loro retribuzione al reparto di oncologia dell'ospedale di Oderzo, un'iniziativa spontanea di solidarietà che ha portato a raccogliere circa 1.500 euro, spiegano dal sindacato. Adesso per noi c'è la pubblicità. A dopo. Di nuovo in studio per la cronaca che ci porta a Castelfranco Veneto per una truffa davvero particolare.
Avvicinava delle persone per strada e spacciandosi per conoscente offriva in omaggio dei capi d'abbigliamento fingendo che fosse un regalo. In realtà l'uomo, 48 anni, residente a Bologna, era un truffatore con l'accusa di furto aggravato e truffa. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri di Castelfranco che gli contestano 3 episodi. Il primo episodio è accaduto a Mogliano Veneto, mentre gli altri 2 qua a Castelfranco Veneto, in centro. Avvicinava le vittime sulla pubblica via, presentandosi come un loro vecchio conoscente e proponendo in omaggio capi di abbigliamento che poi si riveleranno di scarsa fattura e quindi di irrisorio valore patrimoniale. Dopo aver offerto i capi, l'uomo è riuscito in un caso a farsi consegnare del denaro dalla vittima. In occasioni avvenute a Castelfranco Veneto, questo pregiudicato, mentre la vittima ha estratto il portafoglio, è riuscito ad asportare direttamente dal portafoglio stesso il denaro che le vittime custodivano. 1.200 euro in totale il bottino, ma il sospetto dei carabinieri è che l'uomo abbia messo a segno altri colpi nella Marca, di qui l'appello. Qualora i telespettatori abbiano sentito o subito reati di natura analoga e comunque con modalità simili a quelle che abbiamo descritto, di rivolgersi immediatamente ai carabinieri e saremo ben felici di fornire l'aiuto e cercare di avere un quadro ancora più completo di quello che sono le responsabilità dell'indagato. Vi parliamo adesso di una iniziativa davvero importante che dimostra il grande cuore della Marca. Si tratta di scatole di Natale. Intanto porto queste 2 lasci. Tanto benvenuta. Grazie. Allora, vieni pure qui. Aspetta che prendo anche l'altra. La tieni tu questa? Sì, grazie. Ok. Sono già centinaia i pacchi dono consegnati ai vari centri di raccolta. Sono le scatole di Natale destinate ad adulti e bambini. Un dono per dare un segno concreto di vicinanza alle persone in difficoltà in questo periodo. Un'iniziativa spontanea nata dal basso che invita a confezionare entro il 20 dicembre scatole di doni natalizi da destinare a chi ne ha più bisogno. Sono cose utili, possono essere appunto dei cappellini, dei guanti, ci sono dei bagnoschiuma, insomma cose che servono, ok, primariamente. Sono 30 i punti di raccolta nella provincia di Treviso ed altrettanti per Belluno. Se ne contano 6 solo nel capoluogo della Marca, come qui nella palestra della Renbukan Karate, dove i volontari stanno sistemando i regali in arrivo. Pensavamo sì ad una risposta forte, perché comunque è un'iniziativa bella, coinvolge tanta gente, ma non a questi livelli. C'è veramente tanto entusiasmo, gioia, voglia di fare. Da un'idea lanciata il 1 dicembre sui social, senza grosse aspettative, dopo pochi giorni i volontari hanno raccolto a Treviso oltre 950 scatole che, sommate a quelle di Belluno, superano i 1500 regali dal contenuto personalizzato. Noi abbiamo chiesto alle persone di mettere un qualcosa di caldo, un qualcosa di dolce, un qualcosa per la persona, qualcosa per un passatempo, un libro, insomma tutte cose che ti coccolano un po' in un momento così un po' particolare. Un progetto che si sta realizzando anche al lavoro dei volontari, che hanno il compito di smistarle alle varie associazioni di volontariato che operano nel territorio e che dovranno consegnarli a loro volta ai soggetti deboli e alle famiglie in difficoltà. Sono tutti super emozionati e lo è anche per me sinceramente, vederli entrare e sapere che stanno facendo una cosa totalmente senza aspettarsi nulla in cambio. In quest'anno segnato dalla crisi economica e sanitaria, mai come prima si sente l'esigenza di dare un senso al Natale, accorciando le distanze dovute alla pandemia, cercando di donare, perché donare fa bene al cuore. Vi parliamo adesso di un libro di memorie da preside in pensione, quello terminato da pochi giorni da Antonio Chiarparin, volto storico del mondo dell'istruzione trevigiana. Una volta la presidenza era vista dagli studenti come un luogo dove venivano inflitte sospensioni o altre sanzioni disciplinari, preannunciate dalla classica frase «E allora ti porto dal preside». C'era una volta il preside, figura mitica per tutti gli studenti, quasi un giudice supremo con poteri di sospensione che significava guai grossi a casa per chi rimaneva in presidenza in attesa dei genitori. Poi tutto è cambiato e il dirigente scolastico si è trovato a combattere non per la disciplina e l'apprendimento dei ragazzi, ma per una battaglia infinita con la burocrazia. Una guerra che uno dei presidi storici di Treviso, una volta in pensione, ha deciso di raccontare in un libricino ma anche in musica, perché va ricordato che Antonio Chiarparin, oltre ad essere stato preside, e ancora il direttore della banda comunale di Treviso. Capitoli, ma anche brani musicali di vicende vissute quotidianamente, come il colloquio con un genitore che non vuol sentire ragioni per la sospensione del figlio. Il genitore che ha capito tutto. Come prima.
non cose santi né Madonna. E a fine cosa posso scrivere? L'amen. Ma il brano forte non può che essere quello con protagonista la burocrazia. Il meccanismo che entra in funzione, per cui il basso è continuo. E all'interno di questo meccanismo c'è il tentativo del preside, fatto dal clarinetto, di dire qualcosa, ma nessuno lo ascolta però. Si può anche arrabbiare, ma non succede. Loro continuano, il meccanismo continua a tritare tutto quanto prosegue e il preside rimane solo. Andiamo adesso a Belluno. In apertura di Belluno i dati del contagio che sono altissimi e segnano un altro record, sono infatti 317 i nuovi casi registrati nella provincia dolomitica nelle ultime 24 ore, 5 i decessi. In apertura della nostra pagina anche i lavori pubblici con le scuole Gabelli dove si lavora a pieno regime dopo lo stop causato dal lockdown. Comincia a prendere forma il modello delle nuove Gabelli, la tradizione si intreccia alla modernità e la tecnologia dei soffitti acustici, di infissi restaurati e montati con vetri antisfondamento. I luoghi si trasformano sotto l'arte delle maestranze guidate da uno staff di progettisti di prim'ordine e si sa che una scuola bella è una scuola dove si impara meglio. Il tema di migliorare le performance dell'edificio sono essenzialmente dovute al miglioramento dell'apprendimento, quindi quando una scuola è ben progettata, dove gli elementi termici, il comfort, la luce, il design, tutti gli elementi che stiamo aggiungendo sono tutti elementi che aiutano l'apprendimento. Il comfort si percepisce ovunque, dai pavimenti rialzati che consentiranno l'inserimento delle serpentine termiche, alle grandi finestre tutte rivolte allo storico giardino, ai controsoffitti con lame in legno che hanno la valenza di taglio acustico. Certo, cammin facendo sono state fatte delle rinunce, come la realizzazione di un anfiteatro al piano interrato, laddove tuttora è presente la storica piscina delle Gabelli, ma sono state mantenute, totalmente migliorate le idee alla base della filosofia di Pierina Boranga, che 100 anni fa riuscì a coniugare un'architettura all'avanguardia con la didattica. Aver salvaguardato la gran parte della natura di questo edificio mi sembra un valore importante, sapendo che a Belluno c'è una memoria estremamente importante di molte persone, quindi è anche bello che quando apriremo ritroveranno i caratteri di quella scuola con degli elementi moderni, contemporanei, che daranno una vita nuova a questa scuola. Imponente il cantiere. Le dimensioni comportano ovviamente da un certo punto di vista una maggiore adeguatezza alla situazione della pandemia, dall'altra parte un impegno da parte dell'impresa particolarmente significativo. L'iter dei lavori prevede la consegna per agosto-settembre 2021 in anticipo rispetto alla tabella di marcia. La neve abbondante da un lato, gli impianti sciistici chiusi dall'altro, una beffa per tutti questo inverno 2020, pur se gli sport invernali non si sono fermati, non in Nevegal, dove la nuova società progetta e insegue un sogno. Il sogno qual è? Fare una seggiovia ad agganciamento automatico che parte dal piazzale e che arrivi in cima a Nevegal. Un impianto moderno e nuovo che possa accontentare tutte le fasce d'età e di abilità delle persone, anche motorie. Il sogno nel cassetto è ambizioso, ma la nuova società che ha rilevato gli impianti dall'Alpe ha già le idee chiare. Comune, provincia, regione e i partner che hanno aderito a Nevegal 2021 sono al lavoro per fare della stazione sciistica il fiore all'occhiello dell'area delle Prealpi. Situazione molto complicata, ma c'è una gran voglia da parte di tanti imprenditori di darci una mano e di portare avanti questa operazione che, ripeto, deve concludersi con l'acquisizione degli impianti da parte del Comune. L'acquisizione degli impianti da parte del Comune è la condizione fondamentale su cui poggia l'impegno dei soci di Nevegal 2021. I numeri della passata stagione sono comunque lusinghieri: 40.000 ingressi giornalieri, 3.500 bambini al campo scuola, 1.800 i piccoli che lo scorso anno sulle piste del Nevegal hanno imparato a sciare. Spero entro 2 anni
entro 2 anni la prima cosa che farò è andare assieme al sindaco alla regione, da Caner, a discutere su questo piano che deve essere il piano delle Prealpi Bellunesi, delle Dolomiti, assieme anche al nostro grandissimo socio Leonello Gorza per quanto riguarda il Monte Avena. In ultima battuta ci sono i vostri presepi, questa sera quelli della famiglia Dal Colle di Castagnole di Paese, il presepe dei fratelli Erika e Davide Campigotto di Salgareda, il presepe del gruppo Amici della parrocchia di San Giorgio di Quinto di Treviso. Questi quindi i vostri presepi per questa sera. Vi do un aggiornamento dell'ultima ora perché è morto in carcere Donato Bilancia, il serial killer delle prostitute, aveva il Covid, è morto al carcere 2 Palazzi dove era detenuto. Bilancia era stato condannato a 13 ergastoli per 17 omicidi e 16 anni per un tentato omicidio, delitti avvenuti, lo ricorderete, tra il 97 e il 98, aveva 69 anni. Questo l'ultimo aggiornamento per quanto ci riguarda. Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Adesso c'è il meteo. Buona serata. Il cuore vive finché ha qualcosa da amare, così come il fuoco avrà qualcosa da bruciare. Bentrovati ad un nuovo aggiornamento meteo. Ci attende ancora una giornata dal tempo asciutto e stabile, con qualche raggio di sole in più rispetto ai giorni scorsi. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 18 dicembre. Sul Veneto al mattino saranno possibili locali nubi basse e nebbie, in dissolvimento comunque con il passare delle ore. Per il resto prevarranno ampi spazi di sereno e un maggiore soleggiamento. Non sono previste piogge degne di nota. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, valori massimi compresi invece tra gli 8 e i 10 gradi all'incirca. Stessa situazione poi anche sul Friuli Venezia Giulia, giornata anche qui con tempo stabile ed assolato ovunque, salvo qualche locale foschia al mattino. Temperature minime fino a 6 gradi, massime sui 10-12 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove non cambia lo scenario, anche qui il sole sarà decisamente prevalente con cielo sereno o al massimo velato. Temperature minime tra lo 0 e i 2 gradi, massime sugli 8-9 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Il talento è scintilla, il genio, fiamma.